towards. Greenpeace in azione con la Rainbow Warrior al campo Oli Vega, dove sorge la più grande piattaforma operante nel Mediterraneo. Questo impianto è stato al centro di un processo da poco prescritto per lo smaltimento illecito di rifiuti e nonostante questo ha ottenuto le autorizzazioni per costruire 12 nuovi pozzi e una nuova piattaforma. Renzi ha dichiarato che al 2018 il 50% dell'elettricità italiana proverrà da fonti rinnovabili, ma negli ultimi 2 anni, a causa delle politiche energetiche di questo governo, le rinnovabili in Italia hanno registrato addirittura un calo. Tutto questo mentre l'accordo sul clima di Parigi sta per entrare ufficialmente in vigore e l'Italia è uno degli ultimi paesi a non averlo ancora ratificato. Il governo Renzi si conferma leader in annunci su clima ed energia, ma alla prova dei fatti viene puntualmente smentito.